Iniziamo. Sì. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Gabriele Littera, sono il sindaco del comune di Serramanna. La nostra comunità e la nostra amministrazione promuove per il sesto anno consecutivo la realizzazione insieme all'Associazione Città della Terra Cruda del Festival Letterario Internazionale di Letteratura Autobiografica Strangius, Testimoni del nostro tempo. Questa sesta edizione presenta, come è normale che sia, alcune novità rispetto al passato, che poi verranno illustrate successivamente. È sicuramente un festival che dà lustro alla nostra amministrazione, alla nostra comunità. Si è ritagliato una posizione di primo piano nel panorama dei festival culturali e di letteratura nella nostra isola. Siamo ben lieti di avere ospiti da diverse parti, non solo d'Italia ma anche dall'estero, segno di un crescente interesse e di una crescente vitalità del festival stesso. Anche quest'anno siamo beneficiari di un importante patrocinio e contributo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, che ci consente appunto di vederlo crescere e sviluppare. Come amministrazione siamo infine molto riconoscenti del lavoro che tutte le figure impegnate in questa iniziativa hanno svolto in questi mesi di preparazione e svolgeranno poi nella settimana del festival a settembre, così come nella seconda parte che invece vedrà coinvolte le scuole. Anche questa divisione a livello di tempi è una novità, appunto a metà novembre. Questo è una breve introduzione. Lascio al collega assessore alla cultura Giovanni Baccioni di aggiungere un po' di elementi utili e poi entriamo nel vivo e nel dettaglio con il direttore, con Giuseppe. Buongiorno, sono, come diceva il sindaco Giovanni Baccioni, assessore alla cultura del comune di Serramanna. Cosa aggiungere? Quest'anno il festival si allunga, avrà una durata di una settimana, quindi partiremo dall'11 settembre e con l'ultima presentazione che sarà la domenica del 17 settembre. Ci sono diverse novità rispetto al passato. Siamo ormai arrivati alla sesta edizione, stiamo crescendo di anno in anno, quindi ci stiamo veramente affermando come punto di riferimento rispetto ai festival letterari, ma soprattutto rispetto ai festival letterari autobiografici. E un'altra delle novità sono alcuni appuntamenti legati al dopo festival. Quindi da quest'anno faremo a seguire le presentazioni dei libri, avremo anche due appuntamenti letterario-musicali che si svolgeranno presso dei locali del paese. La particolarità del nostro festival è sicuramente quella che dove si vedono protagonisti, oltre gli autori, anche le persone che poi vanno a coordinare i vari libri che vengono presentati, i vari autori. Quindi coordinatori che sono tutti di Serramanna o che vivono nel nostro territorio,
ma poi le presentazioni vengono fatte ogni giorno in una location diversa, e qui troviamo il legame con la Città Internazionale della Terra Cruda. Infatti le presentazioni vengono fatte all'interno di, diciamo, di case campidanesi che hanno come particolarità il fatto che siano costruite in terra cruda. Quindi lunedì 11 settembre si parte con il festival, come dicevo prima, fino al 17, e a novembre avremo questi appuntamenti con la scuola. Niente, quindi ci auguriamo, insomma, che anche quest'anno riusciremo a realizzare sicuramente un ottimo festival, e auguro sicuramente un buon lavoro a tutte le persone che ruotano attorno alla realizzazione del festival stesso. E passo a questo punto la parola al nostro direttore artistico, che sicuramente entrerà nel merito di quello che è il programma che ha elaborato per noi quest'anno. Grazie Giovanni, grazie Gabriele. Allora, questo nostro festival è un festival, qualcuno dice un po' militante, ma nella vera versione del termine militante. Anche la data di inizio del festival non è casuale, l'11 settembre, 50 anni fa, un golpe di militari assaltava il palazzo cileno dove stava il presidente Allende, faceva un golpe e un paese veniva messo al bando. Tutte le nostre giornate avranno dei temi sul mettere al bando. La prima, un paese messo al bando, l'11, e avremo due ospiti graditissimi. Uno, quello Alfredo Sprovieri, che è uno dei curatori di un libro di autobiografie sui desaparecidos, chiamato Archivio Desaparecidos. Il secondo ospite sarà Riccardo Bonadonna, che ha scritto un libro con Jorge Colón, leader degli Inti-Illimani, l'autobiografia degli Inti-Illimani, quanto quel tipo di musica ci abbia fatto capire quel paese messo al bando. La seconda, ovviamente verranno coordinati da dei coordinatori del posto. Il primo verrà coordinato da Valeria Medis, il secondo da Marino Carcanciu. In mezzo al programma ci sarà un reading curato da Marco Ardao, che è tra l'altro il leader della banda, un cantante, voce della banda Sbandati, intitolato Parole e suoni del Cile. Il martedì invece avremo come giornata il colore della messa al bando, e qui abbiamo due ospiti. Uno si chiama Ibrahim Gandima, che verrà coordinato da un professore di Serramanna, che è Francesco Guerreschi. Ecco, una delle nostre particolarità nel festival è che, diciamo, tranne il direttore artistico, tutti i collaboratori, compresa la responsabile della comunicazione Deborah Succa, che oggi ringrazio, sono tutti di Serramanna, compresi i coordinatori. Io lo dico perché da professionista spesso coordino incontri dei festival letterari. Noi siamo riusciti in 6 anni ad avere 14 coordinatori tutti del posto, comprese tutte le altre figure che si occupano dell'organizzazione, tranne la mia, che se continuiamo così diventerà inutile. Stiamo imparando. Ibrahim Gandima. Allora, il primo ospite sarà Ibrahim Gandima, appunto coordinato da Francesco Guerreschi. Lui adesso fa l'operatore culturale, ma è uno che ha dovuto fare il viaggio dal Senegal per arrivare in Italia, con tanto di fermata negli hotel libici. La seconda invece, sempre il colore della messa a bando, parla un'italiana di seconda generazione, che non si può chiamare italiana per via delle situazioni, che si chiama Anna Maria Geniei, che ha scritto un libro, Il corpo nero, edito Fandango, che verrà coordinato dalla professoressa Federica Sorgia, e che
parla della rabbia anche che hanno gli italiani di seconda generazione, che hanno come si trovano in un paese che comunque spesso vedono straniero, in cui la messa al bando pericolare è tipica. Il mercoledì sarà un giorno importante innanzitutto perché verrà consegnato il premio letterario Vico Mossa, testimone del nostro tempo, a un come si chiama, straniero. Ecco, no, dovevo dire che all'interno ci sarà un reading curato dall'associazione Il Pungolo, intitolato Serramanna racconta. Per quanto riguarda, ecco, la terza giornata appunto verrà consegnato il premio letterario Vico Mossa che si consegna di solito a un ospite internazionale, e avremo due ospiti. La prima è la professoressa Alessandra Cenni. Alessandra Cenni è una scrittrice che si è sempre occupato di letteratura e donna, e che è una delle poche ancora in vita degli autori censurati, perché in un suo bellissimo biografia su una grandissima poetessa morta suicida a 25 anni, Antonia Pozzi, una delle famiglie che aveva a che fare con la sua vicenda autobiografica fece una causa per cui venne di fatto il libro censurato. Lei comunque è una grandissima studiosa e presenterà oltre questo un bellissimo libro sconosciuto su Sibilla Leramo, ovvero un carteggio tra Sibilla Leramo e una sua amante. Molti pensano di Sibilla Leramo donna fatale per l'uomo, invece da quale donna moderna era c'è anche questo carteggio. La sera avremo Carmen Yanez, grandissima, nota alla Pelusa, grandissima poetessa cilena, moglie di Luis Sepúlveda, e parlerà appunto, che fu una delle guardie tra l'altro del corpo di Allende, uno dei, insomma, all'interno della segreteria, e presenterà l'autobiografia Un amore fuori dal tempo. La storia, 10 secondi per descriverti questa bellissima storia d'amore. Loro si conoscono, si sposano, succede il golpe, il golpe e si lasciano. Quel periodo fu così terribile per loro. Lui va in Germania, conosce un'altra donna da cui avrà 3 figli, si rincontrano negli anni 90 e si rimettono assieme fino a quando si ammaleranno di Covid tutti e due, e purtroppo Luis Sepúlveda ci ha lasciato. Una storia d'amore bellissima che sarà bello vedere. E il giorno, per l'ospite internazionale, non vi dico il nome, verrà consegnato il premio Vico Mossa. Il giovedì entreremo, coordinerà Alessandra Cenni, Maria Grazia Cossu, e invece Carmen Yanez, Michela Ricci. Avremo un reading a cura dell'associazione musicale Giuseppe Verdi di Serramanna, con musiche dal Cile e non solo. Il giovedì avremo un incontro, 2 incontri abbastanza importanti, con due diciamo protagonisti della storia del banditismo. Uno, Giovanni Farina, insomma 42 anni di carcere, presenterà il suo Nonostante i cacciatori di uomini 1 e 2, coordinato da Andrea Cossu, noto molto anche per quello che si chiama Sequestro Soffiantini. Tra l'altro tra i libri di Giovanni Farina ce n'è uno nel 2007 in cui sono le poesie di Giovanni Farina che vengono finanziate da Soffiantini. E subito dopo ci sarà Mario Guerrini. Mario Guerrini, insomma, per i giornalisti non ha presentazioni, continua ancora ad essere un combattente anche in sue situazioni da giornalista attraverso Facebook, ma è autore nel 1969 di uno dei libri che vendette di più nella storia del banditismo, ovvero Anonima Sequestri. Questa Anonima Sequestri è stato meritoriamente riedito dall'editore Ischera di Ghilarza, e quindi noi presenteremo, oltre che Banditismo, i segreti di un reporter televisivo, anche Anonima Sequestri, che è appunto un libro importante.
ci sarà il giorno, la giornata, la consegna del premio letterario Franco Puzzolo, testimone dell'identità sarda. 2 parole su Franco Puzzolo, insomma, storico, vignettista dell'Unione Sarda. Ogni anno noi le dedichiamo il premio e una mostra anche, che sarà una mostra appunto su tutte le sue vignette aventi come oggetto il banditismo. Giovanni Farina appunto ha coordinato da Andrea Cossu, mentre Mario Guerrini verrà coordinato da Alessio Onnis. Ci sarà un reading canoro, ma soprattutto un inquadramento umano e musicale della figura di Bacchi Sulis, dal titolo Nel cuore di un poeta bandito, a cura di Kairos APS, che è un'associazione di Serramana. Il venerdì la giornata avrà come tema la terra messa al bando e abbiamo 2 protagonisti importanti. Molti conoscono la famosa spiaggia rosa in Sardegna e molti sanno che c'è stato fino a pochissimo tempo fa un custode. Questo custode, un guardiano, si chiamava Mauro Morandi. Presenteremo il suo libro fatto insieme ad Antonio Rinaldi, un docente di filosofia, intitolato Il guardiano di Budelli, e coordinerà Manuela Orru. Subito dopo ci sarà Nicoletta Dosio. Nicoletta Dosio è un ex insegnante di greco e latino che diventa davvero una ribelle contro l'esproprio del suo territorio, ed è una dei referenti dei Notaf, tanto che la persona a una certa età finisce anche in carcere e presenterà appunto questo libro edito Red Star Press, Foglie dal carcere, verrà coordinata da Deborah Zucca. Questo sarà anche un primo giorno di da Zucca con la Z, la mia è una Z un po' ambigua. Sarà il primo giorno del Dopo Festival. Il Dopo Festival avrà come protagonista le parole attraverso musica e filmati di uno dei più grandi intellettuali, oltre che organici anche contro, che fu Pasolini. È un reading curato da Stefano Giacone, leader dei Franti, operatore teatrale, intitolato Pasolini in forma di rosa. Verrà fatto in un locale, appunto in un'attività che è una birreria, Adler Bierstube, comunque da Simaco, via Serra 104A, tanto lo conoscono più così, penso. Un'altra invece, la penultima giornata, ma perché è così lungo questo festival? La penultima giornata sarà sabato 16 settembre e avrà come tema Messi al bando tra giustizia e carcere. Il primo ospite, coordinato dall'avvocato Federico Serratore, sarà Davide Stecanella. Davide Stecanella presenterà la giustizia degli uomini. In uno di questi capitoli, l'ultimo capitolo, è intitolato ha un senso gli indifendibili, nel senso che lui è l'avvocato di Cesare Battisti, l'avvocato di tantissimi altri, di Vallanzasca, e parlerà un po' dei problemi tra giustizia, carcere e tutte le connessioni su come lo Stato deve essere Stato di diritto. Subito dopo ci sarà Paolo Persichetti, coordinato da Maria Grazia Medda. Paolo Persichetti, condannato a 22 anni perché appartenente alle Brigate Rosse, presenterà 2 libri, uno Esilio e Castigo, retroscena di un'estradizione, lui fu uno di quelli che riparò in Francia, e un altro è La polizia nella storia, che è un recente del 2022, la fabbrica delle fake news nell'affaire Derive a Prodi. Altro Dopo Festival presso Chiosco Pineta Parco 25 aprile ci sarà la presentazione di una straniera, perché lei è di origine polacca, Kasia Kłolek, che presenta appunto il suo LP Goccia, che è un LP scritto da lei in cui la poesia diventa musica.
Domenica ci sarà l'ultima giornata, anche lì ci sarà un reading, sempre Serramanna racconta, curato dall'associazione Il Pungolo, e avremo come primo intervento un incontro con Alberto Marquardt, che è uno degli autori del libro Grand Hotel Corona, racconti di prigionieri politici sotto la dittatura argentina dal 74 al 79, la giustizia dei uomini. E lui, che è un regista che adesso vive in Francia, ci racconterà la sua esperienza. Chiuderemo il festival con il libro Fuori dal sistema, un incontro con Luigi De Magistris, ex magistrato, sindaco di Napoli, che verrà coordinato da Elisa Carboni, mentre Alberto Marquardt verrà coordinato da Melania Nocco con l'aiuto in traduzione di Enrico Vagnoni. Ci sarà una giornata precedente al festival, che è quella della tavola rotonda, sabato 9 settembre, ed è una tavola rotonda, secondo me, quando l'abbiamo pensata non era così attuale come oggi, col fenomeno del best seller uscito per Amazon. Il titolo è Autorità TV, social e letteratura autobiografica, quale futuro? Se prima un personaggio che non fosse televisivo autoproduceva un libro, lo compravano i parenti, gli amici, nella presentazione nel suo paese, oggi attraverso la TV riusciamo ad avere personaggi sì importanti, ma allo stesso momento personaggi che vendono tantissimo grazie alla TV e ai social. L'ultimo esempio è il libro di un generale appena uscito. E su questa tematica chi si occupa di letteratura autobiografica e chi deve fare il festival è una tematica molto attuale e anche impellente, e quindi parteciperanno, oltre che Giuseppe Manias del Festival Stangios di Serramanna, coordinati dall'assessore Giovanni Maccioni, Giancarlo Spano del Festival Letterario del Monreale San Gavino, Paolo Satta del Festival di Canias di Noneli e Roberto Scanerotti di un nostro, diciamo, connubio che è quello del Festival dell'autobiografia ad Anghiari. Non ci sarà solo questo, ci saranno 4 mostre, una intitolata Un'isola al bando, quali banditi, curata da Mauro Podda, che si svolgerà presso la chiesa di San Sebastiano, con vignette di Franco Pizzoni. Poi ci sarà Ritratti di bandito, curata ed allestita da Massimo Spiga, e sarà presso il Caffè Culturale Domenica Fiaba, via della Rinascita 60. Tutte queste verranno aperte e inaugurate il 9 per concludersi poi il 17. Eravamo davvero Far West, 9 taglie per 9 artisti, curata da Giuseppe Manias, allestita da Massimo Spiga presso il Monte Granatico, in via Monte Granatico. Poi una mostra, come sempre, che ha a che fare anche con Serramanna sul tema è Difesa e protezione di Serramanna, la compagnia barracellare, a cura dell'Associazione Tradizioni Popolari Serramanna, che verrà sviluppata presso l'oratorio di San Sebastiano. All'interno di questo ci sarà anche ci saranno 2 media partner, una unica radio a Serramanna, ma soprattutto ci saranno gli artisti protagonisti, quindi se il nostro artista che era qui presente, Francesco Virdis, che è uno degli artisti, che è il coordinatore del progetto culturale, ci parlerà appunto di quello, di come avverrà. Noi abbiamo detto genericamente, anche in modo un po' errato, ma è colpa vi assicuro che è colpa del direttore artistico, estemporanea di pittura, ma non è di fatto un'estemporanea di pittura. Adesso Francesco ci dirà e ci farà sapere di che cosa si tratta e chi sono i protagonisti. Ok, buongiorno a tutti, sono Francesco e dopo l'anno scorso mi è stato richiesto di partecipare e coordinare, comunque dare una mano in tutta la parte organizzativa, scusate, curare comunque tutti gli aspetti Virdis. Tutti i vari artisti, l'anno scorso eravamo in 5, quest'anno essendo 7 giornate si sono aggiunte altre 2 persone, tutti artisti comunque
del territorio serramanese o comunque persone che hanno sempre partecipato a, diciamo, alla parte creativa del nostro paese e che è sempre stata comunque molto attiva a livello anche comunque in diverse forme artistiche. Detto questo, infatti, vorrei proprio passare a tutti gli artisti che parteciperanno. Aprirà il festival Luis Irene Seppi. Casualmente anche l'anno scorso ha aperto il festival e siamo ben lieti di vederla partecipare. L'anno scorso abbiamo voluto tenere delle tecniche o comunque delle cose simili anche nel formato e negli aspetti, invece quest'anno abbiamo lasciato più spazio creativo agli artisti in modo da potersi combinare e coinvolgere di più durante la performance in parallelo con le presentazioni dei vari libri che ci saranno. Poi seconda giornata sarà Sebastiano Pugetto e terza giornata Luca Zaccheddu, che sono anche due grandi amici tra di loro e anche i ragazzi più giovani che parteciperanno all'evento. Tutti con caratteristiche artistiche completamente diverse e questo renderà tutto comunque molto più vario nelle diverse giornate in cui parteciperanno. Poi quarta giornata ci sarà Noemi Ligi, un'artista serramanese, figlia di un notissimo artista che è Luciano Ligi, che ci tengo a salutare perché anche per la mia cultura artistica e tutta la mia parte creativa è stata di grande ispirazione anche nel lato del muralismo e aver portato questo fenomeno che fa parte anche delle mie, diciamo, le cose che faccio si trasferiscono sul muro molto spesso. Poi venerdì ci sarò io a dipingere durante le due presentazioni, sabato ci sarà Giuseppe Todd e in ultima giornata chiuderà l'evento Alice Frau. 7 artisti di Serramanna, siamo veramente lieti di poter dare un piccolo elemento in più da cornice appunto a questo evento e speriamo di verrà riconfermato anche nelle prossime edizioni la nostra presenza. Vi saluto e passo di nuovo la parola. Grazie. Grazie. Se ci fossero domande da parte vostra, noi siamo disponibili a qualunque. Abbiamo soddisfatto benissimo. Ho un altro dubbio è questo Sì. il nesso tra la compagnia baracellare e il tema del... Molto benissimo, sai perché anche degli amici storici oggi me lo chiedevano. Intorno al metà 800, con la prima, quando nel periodo diciamo del banditismo sociale, alcune compagnie baracellari hanno anche quello per quello ho chiamato protezione di Serramanna, la protezione che da fenomeni che erano collegati sia all'abigeato, ma che erano comunque collegati anche al fenomeno del banditismo. Grazie comunque della domanda, perché anche altri... Sì, perfetto. Ringraziamo anche gli ascoltatori dall'etere. Grazie. Grazie. A tutti. Vi aspettiamo tutti a Serramanna, naturalmente.